Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo lunedì 6 febbraio per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Vi dico già che avremo numerosissimi collegamenti nella diretta di oggi da Trieste a Padova e ancora a Venezia, dove fra poco parlerà anche il governatore del Veneto Luca Zaia. La conferenza stampa era stata indetta per parlare di un progetto legato alla tecnologia e all'innovazione, ma servirà con ogni probabilità anche per fare il punto dei tanti fronti aperti. Soltanto ieri l'attacco cyber a migliaia di aziende in tutta Europa, colpite particolarmente quelle italiane e francese, e poi ovviamente la notte shock che ha veramente creato il panico in tutta Europa, il sisma tra Turchia e Siria, centinaia di vittime, un conto che è ovviamente in corso, la conta delle vittime, una situazione molto fluida. Noi siamo collegati, queste sono le immagini che stanno scorrendo sui media turchi, questa è la CNN della Turchia, immagini di vera e propria devastazione. Tra l'altro questa mattina alle prime luci dell'alba c'era anche un'allerta maremoto, tsunami che interessava anche le coste italiane. Ci sono stati poi diverse comunicazioni della protezione civile anche italiana, proprio dirette ai sindaci, in particolare della costa, anche della costa veneta. Fortunatamente verso la prima parte della mattinata questa allerta è rientrata, così come sono tornati a circolare i treni soprattutto nel meridione d'Italia. Quindi lo vedete, è davvero una scena, delle scene devastanti. Qui siamo sul confine di fatto tra la Turchia e la Siria. Fino a poco fa si parlava di 800 vittime, ma si tratta ovviamente di un bilancio assolutamente provvisorio. Tutta la comunità internazionale si sta mobilitando, la stessa protezione civile italiana. Fabrizio Curcio, il coordinatore italiano, si è messo a disposizione. Vedremo cosa faranno anche le protezioni civili regionali. Ecco, questa è la situazione, vedremo anche cosa dirà Zaia, se dirà qualcosa, ma penso proprio di sì, non potrebbe essere altrimenti di fronte a queste immagini che arrivano dalla Turchia. C'è anche una tragedia di cui dobbiamo darvi conto. Questa mattina all'alba a San Fior, quindi siamo nel Trevigiano, è morto carbonizzato un uomo. Fra poco ci collegheremo con la nostra Daniela Sizzia e Nicoletta Rizzetto, che si trova sul posto. Ci collegheremo poi con Trieste, dove si è aperto questa mattina il processo d'appello per la vicenda delle cugine Sara e Jessica, Sara Rizzotto e Jessica Fragasso, le due cugine uccise sulla 28 il 30 gennaio del 2022 da Dimitre Traikov, che è ancora sul banco degli imputati. Quindi ci collegheremo con Trieste con Gianluca Paladin. Insomma, una situazione davvero molto fluida. Io vi do però subito il sondaggio di Ring, la trasmissione di prima serata che torna questa sera con il nostro vice direttore Ferdinando Avarino, che come sempre ha un appiglio sull'attualità: togliere il 41 bis a Cospito, ad Alfredo Cospito. Se sì, il numero è quello in verde, 0422 1626 691, se no questo 41 bis, il carcere duro, deve rimanere, il numero è quello in rosso, 0422 1626 690. La chiamata come sempre è gratuita. Soltanto ieri l'appello della Premier Giorgia Meloni, una lettera aperta sul Corriere della Sera, nella quale si chiede di fatto di abbassare i toni della polemica politica, a partire, ha detto Meloni, da Fratelli d'Italia. Serve responsabilità, perché vi cito testualmente le parole di Meloni: qui rischiamo un'escalation anarchica e non sappiamo dove può portarci. Insomma,
parole durissime in un momento davvero delicato. Tra l'altro oggi Andrea Ostellari, sottosegretario alla giustizia, che ha la delega sul DAP, quindi sul Dipartimento dei detenuti, si trova a Bassano per parlare di Cittadella della Giustizia. Ostellari, padovano, che in questi giorni si trova sotto scorta proprio per il caso di Alfredo Cospito. Questo dunque è, se vogliamo, il quadro di questi minuti, di queste ore davvero concitate, ma la vedo pronta la nostra Daniela Sizia con Nicoletta Rizzetto subito a San Fior per la tragedia che si è registrata all'alba di oggi. Buongiorno Daniela. Buongiorno ai telespettatori, ci troviamo in via Campardo Basso a San Fior. Qui questa mattina si è consumata una tragedia, avvolto dalle fiamme, è morto il signor Angelo, 75 anni, questa è la sua abitazione, è stato trovato qui, lo vedete, dai vicini di casa a terra, ormai privo di vita. La signora Rosetta è stata una delle prime signora ad arrivare a vedere il signor Angelo qui. Per terra, ho visto per terra, sono andata vicino e era già brutto da vedere. Sono andata dentro, ho preso una coperta e l'ho coperto, poi hanno chiamato, mio marito ha chiamato tutti quanti che potevano venire e così, è finita così. Lei poi è entrata in casa e ha visto che c'era acceso un fornello. Ha acceso il fornello del gas che aveva una pentolina sopra e l'acqua che era aperta e basta, non ho visto niente perché era tutto buio, era tutto chiuso e non ho visto nient'altro. Una tragedia vedere. È una cosa veramente straziante vedere una cosa del genere. Non li auguro nemmeno a nessuno, neanche il più piccolo. Com'era il signor Angelo? Era una persona tranquilla, ristretta nella sua casa, aveva amicizia con poca gente, con me e altri, se serviva qualcosa, ma era per conto suo una persona tranquilla. Lui probabilmente si è alzato questa mattina prima delle 7, visto che poi è stato trovato a quell'ora. No, prima delle 7, sarà stato 6, anche prima delle 6. È passata mia figlia che andava a lavorare, l'ha visto il signor Angelo per terra, mi ha chiamato e io sono uscita e ho visto fatto tutto quest'altro, basta. Ormai per lui purtroppo non c'era nulla da fare. No, non c'era più niente da fare, era già, non so dirti, ecco, una cosa inspiegabile. Terribile. Sì, terribile, veramente terribile. Ecco, sul posto qua sono venuti poi gli uomini del SUEM 118, sono arrivati anche i vigili del fuoco di Conegliano e i carabinieri che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto, una tragedia, una comunità sotto shock. Anche il sindaco ci diceva, insomma, non riusciamo a spiegarci quello che è accaduto, rimane solo purtroppo questa tragedia. Se non ci sono domande dallo studio, la linea allo studio. Daniela, grazie infinite a te e Nicoletta Rizzetto per questa prima testimonianza, davvero una tragedia assurda, ma è stato un weekend di mobilitazione sul fronte degli incendi, soprattutto nella Marca trevigiana. Proprio ieri sera vi abbiamo dato conto in presa diretta con il nostro Lucio Zanato dell'incendio che si è sviluppato in questa azienda di Spresiano. Sul posto si sono subito recati i vigili del fuoco di Treviso, Conegliano, Montebelluna. Il fuoco, le fiamme sono state visibili a chilometri di distanza. Sul posto anche l'amministrazione comunale, il vice sindaco di Spresiano Roberto Fava. Si tratta di un'azienda poco distante, per intenderci, dalla discoteca Odissea. Pare che siano stati visti i due soggetti poco prima a girarsi nella zona, quindi c'è anche la pista del dolo. Tra l'altro il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra dice che l'emergenza non è ancora conclusa perché c'è un focolaio ancora in azione. Allora facciamo così, io vi faccio sentire una testimonianza raccolta ieri sera dal nostro Lucio Zanato, che ha avvicinato i titolari della Vetrotecnica Ligure e questa è la loro testimonianza. Abbiamo proprio questo signore, il titolare, che ci racconta questi minuti concitati. Siamo arrivati con il cuore in gola, ma per fortuna non ci ha preso questo incendio perché sarebbe stato un disastro.
Sì, perché poi voi confinate, quindi avete tutti i vostri materiali, le macchine. Certo, sì, proprio così. Cioè c'era pericolo che andasse in fumo, diciamo, tutto il vostro lavoro, quindi milioni di euro? Sì. È stato un panico proprio per quello. Per fortuna il vento ha tirato verso di là, Conegliano, così non... Voi avete mai visto gente strana che andava dentro? Perché io sono stato dentro lì, ho visto porte aperte, cose, robe un po' rotte, sembra quasi che fosse il luogo di ragazzi che vanno... Io posso dire che noi, essendo confinanti, cos'era, 2 o 3 anni fa abbiamo cambiato la rete di confine e tempo un mese e mezzo era già rovinata e rotta. Quindi molto probabilmente di notte c'è un via vai, un passaggio di gente. Sì, sicuramente questi episodi vengono di notte, perché di giorno noi siamo qua dalle 7 della mattina alle 7 della sera, quindi non ho mai notato cose strane, ma credo che di notte succeda di tutto. Impresa diretta come sempre adesso a Venezia, perché è arrivato il presidente della regione del Veneto Luca Zaia con l'assessore per l'agenda digitale al bilancio Francesco Calzavara. Parlano di innovazione, ma sentiamo. Oggi sono esattamente 3 anni esatti dal fare le Olimpiadi, quindi fra 3 anni e 000 avremo l'apertura delle Olimpiadi a Cortina. Per quel che ci riguarda sarà ovviamente l'apertura per Milano-Cortina, e quindi volevo ricordarvi anche questa data come, diciamo, anniversario, no? E invece oggi siamo qui per una comunicazione importantissima, sono qui con l'assessore Calzavara, ringrazio tutti quelli che hanno lavorato. Questa è una roba straordinaria, ma veramente straordinaria. Poi alla fine poi la scaricheremo, ma la trovate già in Apple Store o in l'Apple Store di Android, come si chiama? Io non ho... Come? Play Store. Io sono per Apple Store. La possiamo scaricare, Vivi Veneto, e qui è un po', come si può dire, si va un po' contro le regole naturali, no? L'entropia è la continua, diciamo, attività verso il disordine. Quando tu la studi, pensate, io l'ho studiata in chimica l'entropia, altri la studiano in filosofia, dipende da che parte la prendi, però il tema, la tendenza di tutto a disgregarsi andando verso il disordine, no? L'entropia. Ecco, questa è un'azione contro l'entropia. Cioè abbiamo messo 40 servizi che già eroghiamo ai cittadini tramite i canali digitali, tramite 4 app, 7 portali eccetera, abbiamo messo ordine al disordine. Cioè quindi il futuro qual è? Che se tu vuoi parlare con la regione, per qualsiasi servizio, anche per trovarti un medico o per trovare un pronto soccorso piuttosto che un altro servizio, vai su questa app, Vivi Veneto, da oggi è scaricabile, ed è qualcosa di straordinario, perché immaginate che questa la dovete vedere implementata all'ennesima potenza, cioè noi stiamo già lavorando, ve lo anticipo, con la sanità, e il portale ce l'abbiamo pronto, che appena sarà operativo entrerà in Vivi Veneto la possibilità di prenotarsi tutte le visite via app. Ovvio che per essere pronti per questo dobbiamo essere sicuri che le agende digitali ci siano, e se uno da fare un'ecografia e arriva fino al punto che gli dice no, l'agenda non risponde, non riuscirà mai a prenotarsela. Però il nostro obiettivo è quello di arrivare lì. Ovvio che questa app ci aiuta, perché i veneti da oggi sapranno che troveranno tutti i servizi del Veneto in Vivi Veneto, cioè che poi la parola dice da solo, Vivi Veneto. Ringrazio veramente tutti quelli che hanno lavorato, sono qua i ragazzi che hanno lavorato. Eccoli qua. Li salutiamo tutti, e grazie veramente. La squadra è una squadra grande, perché una roba così non si fa tutti i giorni, è un lavoro di qualità. E adesso lascio la parola all'assessore, prego. Buongiorno a tutti, grazie Presidente. Noi abbiamo preparato anche un filmato che farei partire. Luci, perché... per favore. Grazie. La regione del Veneto è finalmente nelle tue mani. Ovunque sei, Vivi Veneto è con te. La nuova app per smartphone della regione del Veneto, prima in Italia, ha innovato e realizzato una porta di accesso unica ai servizi digitali regionali della pubblica amministrazione, della sanità, degli eventi e manifestazioni sul territorio. Un'app facile e veloce di reale pubblica utilità. Una navigazione fluida e facile nella casa digitale del Veneto. Una vera esperienza di servizio digitale per tutti i cittadini. Un grande salto in avanti nel tuo rapporto con la pubblica amministrazione locale. E un canale diretto tra cittadini e regioni
per recepire meglio le esigenze e le indicazioni degli utenti, per migliorare e implementare con altri servizi l'app Vivi Veneto. Scarica e prova subito www.viviveneto.it. Vivi Veneto, Regione del Veneto, i servizi pubblici regionali digitali in un'unica app. A cura assessorato Agenda Digitale. Ecco, questo è in sintesi quello che presentiamo oggi, che è l'inizio di un percorso, come ha detto il Presidente, che ha già dei contenuti importanti che possono essere a servizio dei cittadini veneti, ma è naturalmente nelle nostre intenzioni un contenitore che poi nel corso dei prossimi mesi e anni continuerà ad arricchirsi di contenuti, in particolar modo di quelli legati alla pubblica amministrazione regionale, ma speriamo in futuro di poter avere anche dei servizi privatistici che possono essere una volta certificati dalla Regione al servizio dei veneti. Ad esempio trovate, ma è giusto per farvi capire, all'interno del settore turismo trovate ad esempio il portale di Union Mare che dà alcune informazioni su quello che succede durante l'estate nei nostri stabilimenti balneari. E il percorso è un po' questo, cioè quello di riuscire ad avere un unico strumento. Tra l'altro, insomma, forse ci avevamo anche visto un po' prima, c'è questo Gartner Group che è una delle più importanti aziende a livello mondiale che fa analisi di quelli che saranno i trend del 2023. Ecco, io direi di rientrare, tecnologico, se possibile, come diceva il Presidente, iniziare a fare ordine su questa marea di app che ognuno di noi ha nei telefonini, che magari usa una volta e che poi si li dimentica là. E invece di riportarli all'interno di un'unica app ha la facilità di poter accedere a seconda dei bisogni che ogni cittadino avrà nel momento della propria vita. L'idea qual è? Anche quella di iniziare un percorso di costante informazione con i cittadini del Veneto. Faremo ogni giovedì, penso, una messaggistica che dirà ad esempio quelle che possono essere le cose da visitare in Veneto piuttosto. Ecco, rientriamo per il momento, rimaniamo ovviamente con la nostra finestra aperta su Palazzo Balbi, su Venezia. Avete sentito Zaia che ha parlato anche delle Olimpiadi, c'è questo countdown verso le Olimpiadi di Milano Cortina del 2026, mancano 3 anni e c'è ci sono tantissime cose ancora da fare, ma noi adesso ci colleghiamo con Trieste perché la cronaca come sempre incombe, soprattutto in questo lunedì 6 febbraio. Vi dicevo, a Trieste il processo d'appello per una tragedia che vi abbiamo raccontato tantissime volte in quest'ultimo anno, forse una delle più terribili mai registrate sulle strade del nord-est, quella costata la vita a Jessica Fragasso e Sara Rizzotto, le due cugine travolte dal SUV di Dimitre Traikov, imprenditore bulgaro di 62 anni. Vi abbiamo raccontato il processo di primo grado in tribunale a Pordenone. Oggi si è aperto il processo d'appello, il tribunale competente è quello di Trieste e con Gianluca Paladin ci colleghiamo proprio ora da Trieste. Buongiorno Gianluca. Buongiorno Christian, sì, e ci sarà in realtà un altro processo d'udienza per il caso Traikov perché c'è stato un rinvio quest'oggi per permettere alle parti civili di produrre le querele. A causa della norma Cartabia non era stato possibile ancora fare, o meglio non era stata prodotta querela per le lesioni subite dalle piccole bambine della 26enne Sara, che sono rimaste senza madre, quindi è stato rinviato al 26 aprile alle ore 15, un po' di tempo quindi per un paio di mesi per riuscire a produrre le querele da parte del padre e delle bambine rimaste orfane della madre. Questo è il motivo per cui è stata rinviata l'udienza d'appello per l'imputato, che vede imputato appunto Dimitre Traikov, imprenditore bulgaro. Comunque sia, oggi è una giornata all'insegna anche del dibattito e la difesa ha prodotto le sue motivazioni dicendo che non sarebbe stato dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio che l'uomo si trovasse a bordo del suo SUV in quel momento e sarebbe stato visto sulla scena del delitto un quarto d'ora dopo, anzi più di mezz'ora dopo che il fatto fosse accaduto, quindi anche contestata l'omissione di soccorso, ma in realtà poi tutto si è
fermato per via appunto della mancata querela che ferma questa fase processuale, la querela per le lesioni subite dalle 2 bambine che erano in quella macchina, in quella Fiat 500. Questo è quello che è successo. Ovviamente chi difende le parti civili e chi invece assiste alla famiglia chiede che venga confermata la sentenza arrivata in primo grado a 7 anni per l'imputato, ma è tutto da rimandare appunto al prossimo 26 di aprile alle ore 15. Cedendovi la linea vi faccio però anche sentire le parole di Alain Fragasso, il padre di Jessica, la sua reazione subito dopo il rinvio dell'udienza. A voi la linea. Alain Fragasso, si è appena conclusa l'udienza di appello che però è stata rinviata per permettere di produrre le querele anche per i danni e le lesioni subite dalle piccole bambine. Ti abbiamo visto in aula, ovviamente insomma la situazione è molto delicata, innanzitutto la tua reazione su questo? Sì, è stata rimandata al 26 aprile apposta per queste, non è stata presentata la querela perché con la nuova riforma Cartabia del comma 590 mi sembra, l'articolo 590, e dovevano presentare entro 40 giorni per queste 2 bambine e purtroppo l'avvocato delle bambine non era presentato, quindi è stata rinviata al 26 aprile. Voi volete giustizia, volete che venga quantomeno confermata la condanna all'imputato? Guarda, è solo quello, chiediamo solo quello, già è poca. 7 anni e sarebbe ridotto a 6 anni e 4 mesi con questa querela, però se riesce a presentarla entro fine marzo bene, e 7 anni almeno che rimanga quella, nient'altro, non chiediamo altro, tanto le ragazze non ce le riportano più indietro, però almeno che si faccia un po' di anni in galera. Questo anno com'è passato? È passato un anno dai fatti, insomma. Sì, è un anno già passato, burrascoso perché difficile, dopo soprattutto quando vieni in questi posti qua e ti ritorna tutto in mente, anche se ovviamente a me non sparisce mai il dolore e anche il momento dell'incidente, però cerchiamo di andare avanti insieme, proviamo ad andare avanti, tutto qua. Grazie. Niente. Ecco, queste le parole raccolte dal nostro Gianluca Paladin a Trieste, dove si trovava con Marco Calabrese per la parte tecnica, un processo sul quale ritorneremo anche questa sera, quindi lo avete sentito, la riforma Cartabia che spariglia un po' le carte in tavola anche di questo processo che ha fatto tanto discutere, come avete sentito, come vi ha ricordato Alain Fragasso. Dimitrij Trajkov si trova condannato in primo grado a 7 anni, 6 anni per l'omicidio stradale, 1 anno per l'omissione di soccorso. Quindi insomma una vicenda ancora aperta con Alain Fragasso che continua a chiedere giustizia, e giustizia in questo frangente sarebbe vedere per l'appunto Trajkov in galera, così dice Fragasso. Insomma, vi racconteremo anche questo capitolo giudiziario. Io ritornerei a Venezia. A Venezia avete visto il presidente del Veneto Luca Zaia con Francesco Calzavara, che è assessore al bilancio, all'agenda digitale, ha lanciato questa app per tutti i veneti, quindi insomma un nuovo interfaccia, chiamiamolo così, ma con ogni probabilità adesso affronterà anche altri temi. Riapriamo la nostra finestra e anche l'audio. Ritorniamo a Venezia. In prospettiva rispetto all'app e quindi alla parte sanitaria, il fatto di poter prenotare una visita, un esame diagnostico via app consentirà ad esempio di prenotare in un'ASL non di riferimento, non del proprio territorio, magari per supplire alle difficoltà che a volte si presentano nelle liste d'attesa? Ma noi stiamo lavorando esattamente a questo, nel senso che possa esserci la possibilità di scegliere, no? Di entrare, scegliere, ovviamente ci sarà un primo step che sarà quello della tua ASL, dopodiché ti dice guarda, se vuoi fra 3 giorni ce l'hai, ma a 200 km da casa perché che so, abiti a Conegliano nel mio caso e ce l'hai a Villafranca piuttosto che da altre parti in giro per il Veneto. Questo sì, però attenzione, noi faremo una presentazione quando saremo pronti, visto considerato che per essere pronti bisogna che non ci siano problemi con le agende, che sono le agende proprio quelle cartacee, che sono
riversate nel digitale, che sono gli spazi liberi per prenotare, perché poi il sistema va in automatico. Adesso arriverà il dottor Annichiarico e prenderà in mano anche questa partita tra i primi dossier che dovrà trattare. Volevo chiedere una cosa all'assessore che non ho capito. Lei prima parlava di lavoro, vuol dire che c'è anche la possibilità attraverso questa app di ricerca di lavoro, di incrociare le informazioni? Stiamo cercando con Veneto Lavoro proprio di fare un'app che matchi offerta e richiesta di lavoro. Però è in lavorazione ed è fatta da una società partecipata dalla Regione, controllata dalla Regione, ma non l'abbiamo ancora. È una delle cose che riteniamo nel corso dei prossimi mesi, anni, dovrà essere all'interno di questa app, come quella che prima o poi arriverà, del biglietto unico, di cose che riteniamo all'interno di questa super app possa trovare proprio completare l'offerta nel vivere il Veneto, no? Viverlo da cittadino, viverlo da impresa, viverlo anche da turista, perché poi l'idea, almeno per tutta quella parte legata alla lingua inglese, che la trovate all'interno del portale turistico, quindi c'è anche questa attenzione verso i milioni di turisti che vengono nella nostra regione. È un lavoro che continuerà, ecco, non vedetelo finito, è un primo, apertura importante con servizi consistenti, ma da qui è un inizio che vogliamo assolutamente implementare e cercare di dare più contenuti possibili. Prego. Anche tutti i servizi di modo di per esempio un bonus scuola, bonus libri vengono convogliati su questa, io direi di rientriamo, poi ci colleghiamo, restiamo con la finestra sempre aperta su Venezia. Intanto qui con me è arrivato Fabio Maggio, tutti lo conoscete per il suo impegno politico amministrativo, assessore a Pederobba, rappresentante di Forza Italia, ma qui nelle vesti oggi soprattutto di avvocato specializzato in cyber security, in privacy, e dopo quello che è successo ieri, insomma, gli spunti assolutamente non mancano. Facciamo così, abbiamo un collegamento aperto ancora con Bassano, dove dovrebbe arrivare a minuti Andrea Ostellari, sottosegretario alla giustizia, sotto scorta per il caso Cospito. Andremo poi a Padova per raccontarvi la storia di un imprenditore. Insomma, abbiamo tanto ancora da riferirvi. Pubblicità a fra pochissimo. Di nuovo in diretta qui con me Fabio Maggio, ve l'ho già presentato, oggi in veste soprattutto di avvocato esperto di cyber security dopo quello che è successo ieri in tutta Italia, ma non solo in Italia, nel mondo, Francia, Finlandia, Canada, Stati Uniti, l'attacco hacker. Cercheremo di capirne di più. Siamo sempre collegati con Venezia, fra poco ritorneremo a Palazzo Balbi dove sta parlando ancora l'assessore all'agenda digitale Francesco Calzavara, però come vi dicevo è una giornata ricchissima di cronaca purtroppo, perché dobbiamo registrare tante tragedie. Adesso andiamo nel Padovano, nella bretella di Selvazzano, per un incidente ancora tutto da chiarire, un incidente mortale. Un urto violentissimo che non ha lasciato scampo, ancora una vittima della strada questa mattina all'alba lungo il tratto di tangenziale padovana che collega Selvazzano alla zona termale. Un pedone è stato investito e ucciso da un camion. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, un anziano di 78 anni residente a Selvazzano, stava camminando sul ciglio della strada. Non è chiaro se stesse tentando di attraversare proprio nel momento in cui stava sopraggiungendo il mezzo pesante. Nonostante l'immediato intervento dei soccorsi, dei sanitari del SUEM 118, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. È morto sul colpo. Sul posto, lungo la direttrice della tangenziale di Selvazzano, per i rilievi è intervenuta la polizia stradale, che poco dopo ha disposto la rimozione della salma trasportata all'Istituto di Medicina Legale. Il pubblico ministero potrebbe disporre l'autopsia. Poco chiara la dinamica dell'incidente. Non si sa se l'uomo abbia deciso di gettarsi volontariamente contro il camion o se l'autista del mezzo pesante, a causa dell'oscurità, non lo abbia visto. Le indagini sono state affidate dalla procura alla polizia stradale. Il conducente del mezzo pesante rischia però di finire nel registro degli indagati per omicidio stradale.
Rimaniamo nel Padovano e ritorniamo sulla morte di Giordano Sanginiti, lo studente 21enne morto in moto. Ci sono delle accuse molto dirette della mamma, non si può morire, dice, per una buca sulla strada. Sentite. Al chilometro 5 e 400 della strada regionale 308 tra Bragni di Cadoneghe e Campodarsego, sull'asfalto iniziano le buche. È qui che potrebbe avere perso la vita sabato pomeriggio, sbalzato dalla sua moto, il 21enne di Mirano Giordano Sanginiti, studente di medicina. Ancora una croce lungo la nuova strada del Santo, ma non per uno scontro tra mezzi. Stavolta potrebbe essere stata una buca a far cadere prima sull'asfalto, poi contro il guardrail, il giovane Centauro dalla sua Guzzi. Sul fatto indaga la polizia stradale. La famiglia di Giordano Sanginiti è pronta a presentare un esposto, vuole chiarezza sulle responsabilità, sulle possibili mancate o tardive manutenzioni del manto stradale della SR 308, dato che un testimone e soccorritore avrebbe detto che il 21enne milanese procedeva nei limiti di velocità e con il casco allacciato. Fino a prima della caduta l'asfalto della strada è regolare, lo ha fatto posare a sue spese, una tantum, il comune di Cadoneghe, anche se la competenza sulla 308 è di Veneto Strade. La mamma di Giuliano Sanginiti ha ribadito come non si possa morire a 21 anni per una buca. La signora, insieme agli altri familiari, avrebbe autorizzato l'espianto degli organi del giovane studente di medicina. Mi diceva Fabio Maggio una cosa interessante proprio riguardo di questa vicenda e più in generale sulle buche in strada. Che cosa, Maggio? C'è ampia e copiosa giurisprudenza sul punto, la tragedia è evidente, succede spesso anche per eventi meno gravi che le amministrazioni siano coinvolte per le manutenzioni dei manti stradali. Qui parlo più come amministratore che come legale, però certo sarà complicato coinvolgere l'amministrazione pubblica in questo genere di vicende, purtroppo, perché forse sarebbe il caso che il legislatore intervenisse in maniera più decisa per segnalare anche alle pubbliche amministrazioni che appunto la responsabilità della manutenzione dei manti stradali è un aspetto veramente dirimente e può salvare delle vite. E spesso ce ne occupiamo. Ritorniamo su Venezia. Ringrazio intanto la regia di Alberto Piovesan e Francesca Pezzo. Ha ripreso la parola il presidente Zaia. A casa mia si fanno sti conti, dopodiché possiamo discutere di tutto, avete capito? Allora, l'opera del Bob è un'opera iconica, è un'opera che è da fin dal primo istante la base del dossier di candidatura, altra cosa che non si dice, perché noi abbiamo il Bob più vecchio al mondo, 1928, quindi sarà il Bob paralimpico, sarà il primo paralimpico, sarà un Bob che sarà poco impattante rispetto a quella discarica che Cortina si ritrova lì oggi, perché vi ricordo che il Bob non funziona più, è un cadavere eccellente a Cortina. Quindi, fra l'altro, io forse anche ingenuamente, perché se tornassi indietro forse qualche riflessione la farei, ingenuamente ho chiesto, quando ho visto c'era l'opportunità di candidarsi, ve la faccio breve, una piccola storia lunga breve, e ho chiesto subito, non essendo io un esperto, cosa c'è di buono a Cortina? Mi dicono il Bob, bene, ma non possiamo utilizzarlo perché è una discarica. Benissimo, ho detto, delle due l'una, bonifichiamo la discarica, perché fino al giorno prima delle Olimpiadi il problema a Cortina era la discarica del Bob, adesso è sparito il problema. Bonifichiamo la discarica con la scusa delle Olimpiadi e rivitalizziamo il Bob, che è centrale. Tanto è vero che il CIO a Losanna riconosce il nostro dossier con la centralità del Bob. Io capisco che molti pensavano che stessimo scherzando, che le Olimpiadi fossero una fantasia, lo hanno anche scritto nei comunicati stampa, ma ce le abbiamo adesso le Olimpiadi. E il fermento delle Olimpiadi ormai si respira, non è solo l'Alzambada. Certo, dopodiché io rispetto le idee di tutti, ma non posso accettare che si dica che le Olimpiadi non portano a nulla ai territori, perché vuol dire anche non saper fare, cioè il dare e l'avere, cioè una roba da elementari, sta roba qua, non serve andare all'università. E quindi le entrate rapportate alle uscite ci dicono che il saldo è attivo. Punto. Il Bob, ripeto, non lo fa la Regione, non lo finanzia la Regione, lo dico perché continuo a vedere comunicati che tirano in campo la Regione, e comunque fa parte del dossier. Io ho scritto allora al CONI, ho detto, ma siccome qua tutti parlano di 100
Cesana, che è il bob delle Olimpiadi del Piemonte di Torino, piuttosto che Innsbruck o altro. Ho detto, esistono altre soluzioni? No. Fra l'altro il commissario Sant'Andrea ha introdotto una relazione durante la conferenza dei servizi che si è tenuta a fine gennaio, penso, primi di febbraio, no, fine gennaio per il Bob, dove ha fatto il raffronto con tutte queste strutture. Punto, mi fermo lì. Cioè noi l'abbiamo chiesta a noi, ci hanno detto, senti, diteci com'è la situazione, lo stato dell'arte. A Torino, ok, il tema è che Torino, al di là dei costi, perché il Bob non è utilizzabile, ma andremo a investire su una struttura che comunque non sarà utilizzabile poi, per tutta una serie di problemi che c'è. Altro? Prego. Breve, grazie, la nomina del comitato di esperti e il passaggio in conferenza unificata. Sì. Ha qualche dato, qualche indicazione? No. La regione adesso cosa deve fare? Sta solo aspettando? Non ho qualche dato, basta che non fate come con la pedemontana, che poi noi riesumiamo anche lì un problema, risolviamo il problema, cerchiamo, cioè è evidente che l'abbiamo finita e poi tutto il giorno qualcuno ci viene a dire ma sono in ritardo in apertura. Scusa, ma fino all'altro ieri dov'eri? Sulle Olimpiadi cosa sto dicendo? Scusami, sull'autonomia cosa sto dicendo? Noi siamo quelli del referendum, Cioè, quindi noi abbiamo ben chiaro cosa stiamo facendo. Forse qualcuno si è perso per strada, parlo in senso generale. Questo è un governo intanto che ha mantenuto la parola e ha dimostrato rispetto nei confronti dei cittadini. 100 giorni, a me spiace per gli altri che sono tutti agitati, ma in 100 giorni hanno fatto quello che gli altri in 5 anni non hanno fatto. E questo vuol dire essere seri. Dopodiché la si finisca di attaccare il progetto dell'autonomia, perché che sia chiaro che chi attacca l'autonomia a questo punto secondo me attacca il capo dello Stato, perché non è incostituzionale, e se non è incostituzionale in democrazia vuol dire, a me non risulta che il Quirinale abbia detto che non dà promulga a questo disegno di legge, non so, cioè, è scritta in Costituzione l'autonomia, cioè noi non stiamo facendo niente di strano. Adesso ci saranno tutta una serie di passaggi che vanno rispettati, che fanno parte, come si può dire, della liturgia della democrazia, ed è bene che sia così. Quindi adesso sentirmi dire a qualcuno ma ci vuole troppo tempo, cioè, non ho capito. Mica so arrivare quando trova niente, cioè non c'è neanche il titolo della cartellina scritto autonomia. E se qualcuno l'avesse fatto 30 anni fa, oggi ne staremmo parlando del negoziato rispetto ad alcune competenze. Sono fiducioso. Delle 23 materie voglio ricordare che alcune non sono leppizzabili, per usare un termine che sarà introdotto nella Treccani, cioè il LEP, i livelli essenziali delle prestazioni, sono previsti per fare l'autonomia, ma ci sono delle materie che non hanno necessità di calcolare il LEP. Faccio un esempio, visto che è un momento di discussione, il controllo sulle banche del territorio, cosa c'entra con il LEP? Niente, cioè non è che eroghiamo una prestazione, un livello essenziale di prestazione. Vedo un grande dibattito sulla sanità. Io ho detto, scusa, ho detto, ma sono vivo, non mi risulta che la sanità la stiano gestendo da Roma. Possiamo ancora incrementare un pellettino, diciamo, le competenze, ma la stragrande maggioranza, se non la quasi totalità, del servizio sanitario è erogato dalla Regione, con un suo bilancio, e voglio ricordare che i LEP in sanità ci sono già peraltro, si chiamano LEA. Insomma, vedo un sacco di gente che parla, ma studia poco. Io capisco che la materia è ostica, ma c'è un vecchio proverbio veneto che dice che prima di parlare tasi. Altro? Che ovviamente non è diretto al giornalista, è diretto a quelli. No, chiedevo se aveva la data della conferenza unificata. No, la data della conferenza, ma se ne fanno spesso, penso che già il 21 forse ci sia una convocazione, ma non so se si tratterà questo argomento. Non è questo il problema. Il problema è partire col lavoro e con anche le commissioni, definiamole, diciamo, di esperti, per arrivare a chiudere molte partite. Sapete, questa è una rivoluzione, cioè dopo la Costituzione repubblicana del 48, questa è un'altra vera pagina di storia. E come accade di solito, le vere pagine di storia vengono percepite dai posteri, mai da chi le vive. Pensate a quella del Covid. Noi abbiamo una percezione di cosa abbiamo vissuto? No. Vedrete quando scriveranno, lo vedremo dall'aldilà, quando scriveranno la storia di questo periodo, magari fra 50-100 anni, altro che spagnola, cioè molto di più. Altro?
Posto. Grazie ragazzi, grazie. No, gli applausi a chi ha lavorato. Se potete pubblicare, lo chiedo ai giornali, alla carta, se riuscite a pubblicare il core code magari in un angolino, magari così i cittadini se lo scaricano, grazie. Io faccio subito, devo andare, poi vi lascio l'assessore. Ecco. Allora io direi di rimanere su Venezia. Sono state dette delle cose molto impegnative al di là della presentazione di questo progetto. Rimaniamo su Venezia cortesemente. Alberto, perché se riusciamo a trasmettere in diretta l'intervista a Zaia, quella post conferenza, quella che sintetizza un po' i temi di giornata, sul posto c'è il nostro Filippo Fois con Sandro Ponchio, facciamo impresa diretta perché insomma i temi sono veramente tanti anche oggi, la Turchia, la protezione civile mobilitata, l'attacco cyber di ieri che ha coinvolto tante aziende, ecco, Zaia che mette a posto la bandiera, quindi siamo pronti, vediamo appunto quali sono le dichiarazioni di giornata. Sentiamo posto, Zaia. Grazie. Attenta che imparli qua, attenta che imparli. Presentazione di un'agenda che è in sostanza un po' futuribile, un'app che riesce a far dialogare un po' di più. È un'assoluta novità e il cittadino non avrà più una babele di app riferite ai servizi che eroga la regione, ma non solo, ma avrà quest'app che può scaricare, Vivi Veneto, e lì pian piano troverà tutti i servizi possibili e immaginabili. Ha aperto la conferenza stampa guardando quello che sta succedendo in Turchia e in Siria, un terremoto tremendo, il Veneto c'è. Il Veneto c'è e ci dà anche impressione queste notizie che stanno arrivando, 1300 morti come prima contabilità dopo qualche ora. Ci dà una dimensione di quanto grande sia questa tragedia. Abbiamo già dato disponibilità per i mezzi della protezione civile ai nostri volontari, ma insomma siamo vicini al popolo turco, anche se ci fosse da raccogliere materiale o fare qualche gara di solidarietà, insomma i veneti ci sono sempre, quindi ci saremo. C'è stato un rischio tsunami? C'è stato un rischio tsunami che mi hanno comunicato stanotte e avevamo l'allerta massima perché c'era 1 metro d'acqua e quindi non sapevamo bene quale fosse poi l'entità dell'impatto sulla nostra costa e questa mattina verso le 7 è stata chiusa la partita, fortunatamente non chiudendo l'emergenza. La settimana scorsa con il ministro Casellati si parlava di semplificazione e sburocratizzazione, oggi un'app che di fatto semplifica la vita ai cittadini, questa è la direzione? Ma assolutamente sì, anche perché il futuro sono le super app e questa app sostanzialmente darà modo al cittadino di entrarvi e di avere l'erogazione di servizi della sanità piuttosto che il bollo auto o altri servizi, il mercato del lavoro, il turismo. Addirittura questa app al suo interno avrà anche gli appuntamenti della settimana, quindi persona volesse entrare in Vivi Veneto e dire sto fine settimana che sagre ci sono o che mostre ci sono, che eventi ci sono, da un punto di vista culturale o turistico in generale, può trovare anche delle indicazioni, quindi sarà perfettamente in osmosi con il territorio. Purtroppo l'evoluzione tecnologica va di pari passo anche con gli attacchi degli hacker, per esempio da quello che è accaduto ieri in Veneto c'è stata qualche conseguenza? No, per noi no, consideri che fin dal primo giorno della guerra noi ci siamo mossi subito per blindare al massimo i nostri sistemi e devo dire che fino ad ora, incrociando le dita, siamo stati esenti, se non posso solo citare il caso dell'ULSS di Padova che è stato quello più eclatante, ma ad oggi no, insomma, gli attacchi che hanno subito altre regioni no. Oggi su due piazze italiane c'è stata una grande festa, o almeno l'inizio di una festa a 1000 giorni dall'inizio dei Giochi Olimpici. Beh, viviamoli come una festa questi Giochi Olimpici, non possiamo passare le nostre giornate a sentir dire che è uno spreco, che non ce la faremo mai, e, insomma al solito lamento all'italiana mutuato dal fado portoghese, cioè cerchiamo di guardare al futuro pensando che solo i pessimisti non fanno fortuna. In Tela, a che punto siamo? Veneto, Piemonte? Siamo al punto che io non ho altro da aggiungere. In maniera positiva? Bah, attendiamo. Grazie. La retorica del silenzio, o quasi, su questa ultima risposta.
come sapete è uno dei fronti aperti, quello delle Olimpiadi. Mancano 3 anni e Zaia lo ha sottolineato più volte in questa conferenza stampa. Poi avete visto, si sono toccati tutti i temi di giornata, la preoccupazione vissuta questa mattina all'alba anche sulla costa veneta per questa allerta tsunami a seguito del sisma che ha provocato centinaia, forse migliaia di vittime tra Turchia e Siria, 7.9 della scala Richter. Questa mattina appunto c'era questa allerta in tutto il Mediterraneo, soprattutto nel sud Italia, dove sono stati anche sospesi moltissimi treni, la circolazione ferroviaria in generale, che come sapete si muove per buona parte lungo la costa. L'allerta è rientrata, resta il dramma di un'intera popolazione, la protezione civile italiana e non solo che si mette a disposizione. Senta Maggio, tra tutti i temi toccati da Zaia, quello dell'autonomia, una frase molto forte, l'abbiamo subito riportata: chi attacca l'autonomia attacca il capo dello Stato. È una frase estremamente forte che però rende l'idea, credo, di una frustrazione comune a tutti noi veneti che abbiamo votato in un referendum e che speriamo di vedere presto concretizzate le intenzioni di quel referendum. Non so se attacchi il capo dello Stato chi attacca l'autonomia, ma sicuramente attacca la Costituzione. L'articolo 5 della nostra Carta parla esplicitamente di riconoscimento e promozione dell'autonomia, quindi sicuramente il Presidente Zaia intendeva marcare il punto su questo. E dal punto di vista politico, chi è che ha il cerino in mano? Il cerino in mano oggi mi pare evidente ce l'abbia il governo, ha approvato un decreto piuttosto chiaro, adesso si tratta di capire come verrà applicato e come verranno eseguite le disposizioni di quel decreto, soprattutto in quanto tempo verranno eseguite, perché tutti sappiamo quali siano le forze centripete che si sono opposte finora al raggiungimento di una piena e compiuta realizzazione dell'autonomia così come quella modellata, proposta dal Veneto. Un'autonomia forze trasversali, forze assolutamente trasversali e più territoriali che partitiche. Quindi ecco, quando Zaia richiama per esempio l'attenzione sul punto per cui al sud l'autonomia non nuoce, forse fa un richiamo a quelle forze che finora importanti, politiche ed economiche, si sono opposte a una compiuta realizzazione del disegno autonomista. Allora facciamo così, penso si stia collegando il nostro Francesco Ratai, mi correggo, da Padova per raccontarci la storia di un imprenditore, una storia davvero simbolica per certi versi. Quindi lo vedo pronto, ecco, si sta posizionando il nostro Francesco Ratai. Buongiorno Francesco. Sì, grazie, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Siamo con Davide Meneghetti, che è il titolare della Trattoria San Pietro in centro a Padova. Siamo con lui perché qualche giorno fa è emerso un suo post sui social network in cui diceva: siamo costretti a chiudere il giovedì perché per dare il turno di riposo non riusciamo a fare il giro dei dipendenti perché non troviamo dipendenti. È così difficile trovare i dipendenti? È molto difficile, è veramente in questa situazione. Noi è dall'estate scorsa che abbiamo cominciato a cercarli, proprio in preventivo di riuscire ad avere un attimino una squadra completa anche tra poco, che cominceremo con i tavoli con il Deor, con i tavoli all'esterno. Non si trovano, non c'è più la vocazione per questo lavoro. Voi ricevete dei curriculum, fate dei colloqui, cosa vi dicono le persone che riuscite a sentire, le poche immagino? Allora, non ti nascondo che i curriculum sono arrivati dopo lo sfogo della settimana scorsa con il post sui social, è un'ottima condivisione da parte di amici e clienti che ci vogliono bene. Arrivano, fino a prima ne arrivavano veramente pochi, adesso qualcuno in più, e comunque poi vanno assolutamente scremati. Ci sono su 10 che arrivano, 5 proprio non si presentano, non ti rispondono neanche al telefono, non so neanche perché li mandino.
Altri poi arrivano, ma c'è un grosso problema a incastrare turni, orari e quello che vuole fare la gente. Io devo creare una squadra, non posso avere gente che un giorno ha il figlio da prendere a basket, il giorno dopo deve andare da un'altra parte, oppure chiede di lavorare in nero perché magari è in NASPI o ha qualche ammortizzatore sociale in atto, per cui cerca soltanto un qualcosa per arrotondare. Qui vogliamo creare una squadra, è 30 anni che siamo qui e noi adesso c'è stato un cambio appunto generazionale in cucina e vogliamo creare una squadra che duri nel tempo. Quindi tra le varie richieste che vi fanno c'è anche chi lavora in nero di non essere, voi invece volete offrire un contratto in regola con tutti i crismi. Assolutamente. A tutela nostra e anche del lavoratore, anche perché comunque è un mestiere anche tra virgolette pericoloso, perché bisogna essere tutelati anche dal punto di vista appunto di quanto riguarda eventuali infortuni, malattie e tutto quanto. Noi offriamo 14 mensilità, il contratto nazionale collettivo, poi si discute eventualmente con chi arriva qualche incentivo in base poi a quello che è l'impegno che uno ci mette, a quello che può essere la mole di lavoro. Chiudiamo 2 settimane d'inverno, chiudiamo 2 settimane d'estate e quindi se abbiamo la squadra al completo poi ognuno riesce a vivere anche la propria vita. Tra le varie si creano un po' 2 fazioni, quelli che dicono ci sono i giovani fannulloni e quelli che dicono no, i ristoratori però probabilmente non offrono un adeguato contratto. Sicuramente la verità non è in nessuna delle 2 posizioni, c'è probabilmente del vero in tutte e 2, ma è vero che voi non offrite quello che la gente vi richiede? Allora, noi offriamo quello che è il contratto nazionale appunto collettivo che c'è in questo momento, poi eventualmente per stimolare ci si può accordare su qualche incentivo. Questo è il contratto che viene offerto, la paga comunque non è male, le paghe non sono male, le 14 mensilità non sono male e non sento che in altri ambiti poi ci siano comunque delle situazioni in cui gli stipendi sono dorati o completamente diversi dal nostro settore. Allo stesso tempo dico anche che è un pochettino difficile, c'è ristoratore e ristoratore come c'è ragazzo e ragazzo, quindi noi riteniamo di essere molto corretti, poi ci sarà sicuramente il ristoratore più furbo, i ragazzi ce ne sono che hanno voglia di fare ma pochi sono difficili da trovare. Bene, allora augurando a Davide di trovare i dipendenti che cerca per cercare di andare avanti con la sua attività al meglio. Se non ci sono domande restituirei la linea allo studio. Grazie davvero Francesco Ratai, a te e al tuo ospite. Insomma, questa sta diventando una questione molto impegnativa, Maggio. Beh, certo, è una questione estremamente impegnativa non solo per le aziende della ristorazione, ma anche nel settore manufatturiero, e parlo per quello che è il mio settore, anche per le professioni. Certo è che questo è probabilmente l'esito dello scollamento tra le esigenze del mondo del lavoro, di cui abbiamo sempre parlato peraltro, dicevo, tra le esigenze del mondo del lavoro e il sistema di istruzione. 2 monadi che non si parlano e che purtroppo danno luogo a delle conseguenze catastrofiche per il mercato del lavoro e per il futuro anche dei nostri giovani. E io vi do gli aggiornamenti che arrivano dalla Turchia, perché non possiamo non guardare a quello che sta avvenendo in questa parte di mondo che tra l'altro è a noi molto vicina. Ecco, queste sono sempre le immagini della CNN della Turchia. Siamo arrivati ad un bilancio, pensate, di 1350 vittime, una vera e propria ecatombe, ed è un bilancio, lo potete vedere, immaginare da queste immagini, provvisorio. Si tratta del terremoto più devastante in 24 anni. La scossa principale si è registrata questa notte alle 2:17, una scossa di magnitudo 7,8 della scala Richter, questo appunto sul confine tra il sud-est della Turchia e il nord della Siria. Paura anche in Libano, nei paesi vicini, e poi questa allerta a maremoto di cui ha parlato anche il presidente del Veneto Luca Zaia, questa allerta che è poi stata revocata già alle 7 del mattino. Per ora nessun connazionale coinvolto nel sisma, fa sapere la farnesina Tajani, che promette un aiuto della protezione
protezione civile, ma si sta mobilitando davvero tutto il mondo. Tra l'altro Tajani, vice premier e ministro agli esteri, che questa sera dovrebbe essere, se non sbaglio, ad Adria per una inaugurazione. In giornata atteso anche Salvini a Verona, mentre è arrivato poco fa Andrea Ostellari, il sottosegretario alla giustizia, Andrea Ostellari a Bassano per parlare della cittadella della giustizia. Ostellari che è sotto scorta per la vicenda di Alfredo Cospito. Questo quindi il quadro aggiornato, ma noi siamo in grado in questo momento, se non sbaglio, di collegarci anche con il nostro Daniele Garbin da Vicenza. Lo vedo con il sindaco Rucco per parlarci di un'importante iniziativa per il centro del capoluogo berico. Daniele, se sei pronto ti darei la linea. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno ai telespettatori. Siamo in Sala Stucchi, municipio a Vicenza. Oggi siamo in compagnia con il sindaco Francesco Rucco. È un annuncio importante per la città. È una rivoluzione dal punto di vista urbanistico. Sappiamo che il sindaco si è preso anche la delega a se stesso per l'urbanistica, perché viene presentato un piano urbanistico per il centro storico. Con grandi linee di cosa si tratta, sindaco? Si tratta di un inizio di rivisitazione del piano degli interventi della città. Partiamo con una variante ad hoc sulla città storica, sul centro storico, che vede un precedente chiaro negli anni 70, il piano Coppa, che viene con questo nuovo piano superato perché i tempi sono cambiati, evidentemente bisogna intervenire anche sulle regole per far sì che i vicentini possano decidere di vivere in un centro storico che venga tutelato sì, ma anche reso vivibile e accessibile, semplicemente delle regole che semplificano la possibilità di ristrutturare delle abitazioni, degli immobili in generale, delle aree verdi, valorizzandole al massimo, rispettando l'ambiente, rispettando anche i precetti della soprintendenza piuttosto che del patrimonio UNESCO al quale appartiene la città storica in particolare. Ecco, sappiamo anche che c'è questa necessità di ripopolare Vicenza, di qualificarla anche per invertire alcune tendenze. Si parlava di garage trasformati in negozi, come si tratta, come cambierà, qualche esempio concreto? Un esempio concreto, una cosa inaccettabile, riteniamo da parte di questa amministrazione ma da parte dei cittadini, che un negozio diventi garage. Questo ovviamente non sarà possibile nelle vie del commercio principali, quindi mettiamo sostanzialmente dei vincoli di tutela rispetto anche alle attività commerciali, recuperiamo immobili pubblici come l'ex tribunale, come il San Biagio, che saranno destinati ad attività di natura studentesca, universitaria, culturale, e quindi una città che sta cambiando a tutti gli effetti, e questo è un passaggio obbligato per favorire il cambiamento. Perfetto, Sindaco, la ringraziamo. Intanto sappiamo che è in corso in questo momento la conferenza, la lasciamo andare. Io rinvio saluto per i cittadini e gli spettatori stasera, rinvio per un approfondimento con il TG Vicenza. Arrivederci, cedo la linea allo studio. Grazie Daniele, grazie infinite a te e al tuo ospite Rucco, e noi ritorniamo per un attimo alla cronaca, ritorniamo nel Padovano. Tra l'altro abbiamo aperto questo telegiornale con la tragedia che si è verificata questa mattina all'alba a San Fior, quest'uomo trovato carbonizzato all'esterno della sua abitazione. Avete sentito la testimonianza drammatica della vicina di casa che lo ha soccorso, raccolta dalla nostra Daniela Sizia. E adesso, appunto, vi dicevo, nel Padovano a Este una storia di tutt'altro tenore per un'anziana che è stata salvata dalle fiamme. Intervento dei vigili del fuoco di Este domenica mattina in un'abitazione del centro storico per un incendio che aveva messo in pericolo la vita dell'anziana proprietaria di casa e del suo gattino. I pompieri sono arrivati dal distaccamento a Testino intorno alle 11 e l'intervento è durato fino alle 15 per verificare l'agibilità dell'immobile. A dare l'allarme che ha consentito di salvare l'anziana e la sua bestiola la nuora della donna, che attraverso i social network ha espresso il suo ringraziamento ai vigili del fuoco per il loro operato. Rimaniamo nel Padovano per una vicenda che vi abbiamo raccontato tante volte. Era scappata di casa 8 mesi fa facendo perdere le sue tracce a Castelfranco. Basma, 18enne pakistana di Galliera Veneta, è tornata a casa.
Era il 31 maggio dello scorso anno quando la 18enne Basma Azfal fece perdere le sue tracce dileguandosi nel nulla dopo essere entrata in un bar della stazione degli autobus di Castelfranco Veneto vicino all'istituto professionale che frequentava. 8 mesi dopo la 18enne pakistana residente a Galliera Veneta è tornata a casa. In questo periodo la giovane non ha mai contattato la famiglia. Sarebbe stata ospitata da alcuni amici dopo essersi allontanata volontariamente da casa. L'allarme della sua scomparsa era stato lanciato via Facebook da un cugino della ragazza. La famiglia vive da anni a Galliera Veneta e in questi mesi non ha mai voluto rilasciare dichiarazioni. Il padre ha parlato solo con i carabinieri, escludendo fin da subito l'ipotesi della fuga per evitare un matrimonio combinato. Anche adesso, dopo il ritorno a casa di Basma, nessuna dichiarazione. I motivi della fuga dunque rimangono un mistero. Comunque una storia a lieto fine con tanti interrogativi ancora, ma insomma l'importante è che sia tornata a casa. Lo vedo collegato, lo saluto e lo ringrazio. Arturo Lorenzoni, speaker dell'opposizione in Consiglio regionale. Buongiorno Lorenzoni. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora Lorenzoni, io partirei dalle parole pronunciate poco fa da Luca Zaia in diretta da Palazzo Balbi. Doveva lanciare questa app, questo progetto di innovazione per il Veneto, ma poi si è soffermato su alcune questioni calde, caldissime. L'autonomia su tutte. Ha detto Zaia testualmente: chi attacca l'autonomia attacca il capo dello Stato. Come commenta questa espressione utilizzata dal governatore? Ma tutto sta a mettersi d'accordo cosa intendiamo con autonomia, nel senso che io sono d'accordo che la nostra Costituzione con la riforma del 2001 ha introdotto degli elementi che vanno nella direzione dell'autonomia. Però dobbiamo capire cosa intendiamo con questo e io credo che ci siano delle materie sulle quali andare a parcellizzare le competenze rischia di essere un costo per la nostra società. Allora, benissimo intraprendere un percorso per completare quel percorso che è partito nel 2001, ma dobbiamo capire come assicurare l'unità del Paese e garantire che le stesse opportunità, le stesse condizioni siano garantite a tutti i cittadini. Sarà un percorso lungo e non mi sento di condividere i toni trionfalistici in merito a quello che è accaduto la scorsa settimana con diciamo così, la discussione in Consiglio dei Ministri da parte del Bozza Calderoli. Andiamo a vedere cosa di concreto potrà portare questo provvedimento e parliamo di elementi concreti, reali. Per cui io penso che sarà un percorso molto lungo e ecco, auguro di riuscire a trovare una mediazione tra posizioni che anche all'interno della maggioranza di governo sono molto diverse. Secondo lei, Lorenzoni, una volta sminato il terreno dalle elezioni regionali, soprattutto in Lombardia, dalle primarie del Partito Democratico, ci sarà maggiore serenità di giudizio da parte della politica nell'affrontare questo nodo? Ma serenità di giudizio è un eufemismo che apprezzo molto da parte sua. Io penso che ci saranno, diciamo così, posizioni più nette da parte delle forze, soprattutto del centrodestra, che io vedo sono molto lontane, voglio dire Forza Italia, Fratelli d'Italia rispetto alle richieste autonomiste della Lega, credo abbiano delle posizioni molto differenti. Quindi sgombrata, diciamo così, la scadenza delle elezioni, credo che questi nodi verranno al pettine. E senta Lorenzoni, Zaia ha parlato a lungo anche dell'appuntamento olimpico delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, mancano soltanto 3 anni e ha rilanciato la pista da bob, quindi la pista da bob di Cortina, che come sappiamo è contestata da più parti, si farà. Ecco, lei che cosa ne pensa sul punto specifico e più in generale sull'evento olimpico? Il Veneto è pronto a livello infrastrutturale? Ma guardi, il Veneto secondo me non è assolutamente pronto e guardando i tempi di realizzazione delle opere, i 3 anni sono veramente un tempo brevissimi. Tra l'altro Baselga di Pinè si è sottratta al pattinaggio di velocità e quindi bisognerà trovare un'altra collocazione. Si parla di coinvolgere il Piemonte e l'anello di ghiaccio che hanno per le Olimpiadi di Torino. Sulla
Pista da bob ci siamo espressi più volte e siamo molto critici per tante ragioni. C'è 85 milioni, che vuol dire 16 euro a testa da parte di tutti i cittadini del Veneto, neonati compresi, per pagare un'opera di uno sport che ha, mi pare, 30 tesserati a livello nazionale. È vero, come sottolinea il presidente Zaia, che non saranno soldi solo del Veneto, ma saranno soldi nazionali. Ma è un modo sensato di investire i soldi di tutti? Io credo proprio di no, e mi auguro che diciamo così, trovi una mediazione che si innesca questo problema, anche che realizzare quell'opera in 3 anni è veramente impegnativo. Io voglio sottolineare solo una cosa: al di là del costo dell'investimento di 85 milioni di euro, lì il problema è il costo di mantenimento di quella pista. Si parla di 700-750 mila euro l'anno. Quindi lei dice la sostenibilità dell'opera. Non è assolutamente sostenibile dal punto di vista economico, lasciando perdere le perplessità di tipo ambientale che hanno manifestato alcuni abitanti di Cortina, preoccupati di un'opera che comunque va a scavare quel bosco bellissimo che c'è ai piedi delle Tofane. E Fabio Maggio, visto da Forza Italia questo tema, questa vexata questione ormai della pista da bob? Ma guardi, io parlo anche da amministratore di un territorio che aspetta opere importanti. Certo, se la pista da bob è dirimente per le Olimpiadi, va fatta, andrà fatta con fondi statali. Mi aspetto la stessa solerzia nell'esecuzione di opere come il ponte di Vidor, che territori attendono da tempo. Quindi insomma mi sembra di cogliere un po' di critica nella assolutamente, diciamo che abbiamo delle priorità. La pista da bob è sicuramente una priorità per il turismo e le imprese e le Olimpiadi, ma allo stesso tempo ci sono opere stradali importanti che, ripeto, i territori attendono da tempo, e ci aspettiamo soprattutto dal governo nazionale la medesima solerzia. Diciamo che poi c'è tutto il tema della mobilità intervalliva, soprattutto nelle terre alte, quindi la mobilità da e verso il Comelico, la mobilità nello Zoldano, nella Gordino. Insomma, lei dice la pista da bob è solo la parte di un puzzle che è più complesso, e diciamo che mancano 3 anni. Sappiamo che le varianti, tra l'altro Lorenzoni, le varianti di Longarone, Cortina, non è che siano proprio in orario. Ma assolutamente no, e condivido quanto diceva l'amministratore in studio. Lavoriamo sulle opere infrastrutturali che creano valore per il nostro territorio. Il ponte di Vidor, io sono d'accordissimo, è un'opera che va fatta, quindi togliamo i colli di bottiglia, ma andare a creare oneri sugli enti locali credo sia veramente un modo poco intelligente di interpretare l'opportunità delle Olimpiadi. Io penso che una mediazione con il CIO sulla pista da bob si possa trovare, e sarebbe una soluzione diciamo così, che mostra attenzione al territorio, che mostra attenzione ai conti degli enti locali. Per cui io spero ancora che ci sia una revisione del progetto, che non sarebbe un passo indietro, ma sarebbe un passo avanti verso le Olimpiadi. E allora siamo in grado adesso di collegarci con Bassano, ve l'ho preannunciato. Lorenzoni resti con noi, perché poi commenteremo a caldo le dichiarazioni del sottosegretario Andrea Ostellari, che si trova in questi minuti per l'appunto a Bassano per parlare di cittadella della giustizia. Ostellari, che è sotto scorta per la questione di Alfredo Cospito. Lo vedo con Alex Giuliano. Buongiorno Alex, a te la linea. Buongiorno da studio, siamo a Bassano del Grappa con il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, che ringraziamo della cortesia di averci concesso qualche minuto del suo tempo. Un sopralluogo importante oggi. In agenda c'è la possibilità di riaprire, o meglio di aprire, il nuovo tribunale della Pedemontana Veneta. Qual è insomma la sua aspettativa e su cosa si sta lavorando? Allora, io oggi sono venuto qui per ovviamente sentire anche direttamente dal territorio quali sono le indicazioni che arrivano e che devono essere raccolte da un governo che ovviamente vuole dare risposte. Anche su questo punto ovviamente noi qui sappiamo già che esiste un progetto molto qualificato
e che darebbe, diciamo così, la possibilità a un'intera area, non solo a Bassano, ma un'area che è denominata della Pedemontana, di una costruzione, insomma, di un futuro, secondo me, importante, decisivo, anche e soprattutto non solo per la comunità, ma anche per l'attrattività che da un punto di vista, diciamo, dell'impresa può essere molto interessante per i giovani che vogliono rimanere qui, ad esempio, per chi qui vuole investire e per chi qui ovviamente chiede un'attenzione particolare. Noi siamo assolutamente a disposizione del territorio, che sentiremo ovviamente in questi 6 mesi, è un cronoprogramma che ci siamo dati come impegno con le varie istituzioni, regione compresa, per ascoltare e condividere un progetto assolutamente qualificabile e bene definito già. Lei ha detto che in una recente dichiarazione il Veneto ha un distretto di Corte d'Appello, 7 tribunali, adesso con la superstrada pedemontana veneta questo diventa veramente un centro importante sia dal punto di vista economico che appunto strutturale, logistico. Quanto importante sarebbe accelerare i tempi e lavorare in maniera, diciamo, decisa alla riapertura del tribunale? Noi saremo determinati se il territorio sarà determinato. Quindi l'importante è fare squadra, non dividerci, cercare di pensare al futuro di questo territorio, lo dobbiamo fare assieme, perché assieme e condividendo si raggiungono i risultati. Le chiedo in chiusura una battuta su un altro tema di stretta attualità, il caso Cospito. Sappiamo insomma che la Premier Giorgia Meloni ha chiesto un abbassamento dei toni, ha chiesto anche di lavorare in maniera compatta. Qual è il suo punto di vista sulla questione? Io l'ho sempre detto, l'abbiamo sempre detto, abbiamo sempre dichiarato, ci vuole responsabilità, ci vuole pacatezza anche nelle dichiarazioni e fermezza. Ovviamente noi non faremo passi indietro rispetto ai violenti che oggi stanno manifestando e che stanno minacciando. Siamo assolutamente consapevoli dell'importanza del 41 bis per la sicurezza del nostro Paese. Siamo assolutamente disponibili e fermi per una riforma della giustizia che sia ovviamente anche a carattere territoriale e quindi anche per questo noi oggi siamo qui. Grazie, noi liberiamo il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, lo ringraziamo, linea allo studio. Grazie davvero Alex. Giuliano Lorenzoni, vengo subito da lei, le ha sentite le parole di Ostellari, soprattutto sul caso Cospito. Si conferma quindi la linea dura del governo, ieri la lettera aperta al Corriere della Sera della Premier Meloni, l'appello ad abbassare i toni, insomma lei come la vede? Siamo davvero di fronte a un'escalation? Ma io sono perplesso sul inasprire il dialogo in occasioni come queste. Il 41 bis è un provvedimento che secondo me è intoccabile e deve essere utilizzato. Sull'opportunità di utilizzarlo nel caso specifico di Cospito non sono in grado di fare una valutazione. Mi auguro che gli elementi di cui dispone il governo siano stati valutati in maniera approfondita e che i costi legati alla modalità con cui viene gestito il tema non siano superiori ai benefici. Fabio Maggio, anche in qualità di avvocato, lei che dice? Guardi, la valutazione sul 41 bis l'ha fatta un magistrato, l'ha fatta la giustizia su Cospito, quindi credo che la politica tutta, quando parla di rispetto per la magistratura, debba anzitutto ammettere che una valutazione c'è già stata. Poi se il tema diventa politico, sulla revisione ognuno esprimerà i propri argomenti. Io credo che se i magistrati si siano espressi, quella decisione debba essere rispettata e non c'è distinzione, e questo credo debba essere il grande tema, tra reati di mafia e reati di matrice terroristica contro lo Stato. Non è semplicemente perché Cospito non ha ucciso nessuno o non ha compiuto gravi atti di terrorismo, cosa che non è vera perché li ha compiuti, ma diciamo che non è che il fatto che non siano arrivati ad esito infausto completamente pregiudica il fatto che egli debba avere una pena durissima, anzi a maggior ragione proprio perché
non è riuscito a compiere il proprio disegno criminoso completamente, serve diciamo, tenerlo in uno strettissimo regime di detenzione. E questo è il senso della decisione dei magistrati su Cospito. Credo che quella decisione abbia queste ragioni e debba essere rispettata senza trascinarla in polemica politica. E chiaramente il sondaggio di Ring questa sera: togliere il 41 bis a Cospito, se sì il numero è quello in verde che vedete in sovraimpressione, se no è il numero ovviamente in rosso. La chiamata come sempre è gratuita. Tra l'altro a Ring questa sera con Avarino ci sarà come sempre Arturo Lorenzoni nelle sue vesti, in particolare di docente di economia dell'energia, insomma il tema dei temi di questi mesi. Quindi io la ringrazio davvero Lorenzoni, quindi la rivedremo con piacere questa sera con Ferdinando Avarino. Buon lavoro. Grazie a lei, buona giornata. Con Ferdinando Avarino tra l'altro ci sarà anche Stefano Valdegamberi, Nicola Finco, Paolino Barbiero, Anna Maria Bigon del Partito Democratico, Vincenzo Marinese, vicepresidente di Confindustria Veneto Est, e Ivo Rossi del Partito Democratico padovano, che parlerà soprattutto di autonomia, e poi per l'appunto Arturo Lorenzoni e Stefano Valdegamberi, come sapete ne abbiamo parlato a lungo in questi giorni, coinvolto in quell'inchiesta giornalistica internazionale sugli scambi tra Russia, Crimea e politici italiani. Insomma, ne abbiamo parlato tanto, torneremo a farlo nel corso delle prossime edizioni, quindi grazie ancora a Lorenzoni. Noi adesso andiamo per un attimo a Belluno, perché c'è una questione aperta che riguarda il trasloco di numerosi profughi ucraini. Ci aggiorna la nostra Tiziana Bolognani. Siamo davanti alla scuola materna Cairoli di Belluno, dove da ieri pomeriggio sono stati trasferiti i profughi rifugiati ucraini che erano ospitati dall'anno scorso nella ex caserma dei Vigili del Fuoco. A fianco a me l'assessore Franco Roccon. Assessore, ci porta all'interno dell'asilo per vedere cosa avete fatto per poter ospitare questi ucraini? Ma è stato fatto un lavoro davvero importante dai nostri dipendenti comunali, tutti si sono messi, diciamo, pancia a terra, come si dice, per dare il meglio a questi nostri ospiti. La nuova casa dei rifugiati ucraini si trova a pochi passi da Piazza Duomo e si affaccia sul Piave. Entriamo, venite con me a vedere un po' questo lavoro importante che abbiamo fatto. Buongiorno. Questo è l'ingresso, la reception, diciamo per dare modo di registrare le entrate e le uscite di questi nostri ospiti. Poi li abbiamo collocati su tutti e tre i piani più un attico che sta sopra. Abbiamo ovviamente montato tutti i letti, fatto tutte le cose che dovevano essere fatte, portando giù anche i propri effetti personali, insomma distinti persona per persona nei 47 che abbiamo collocato, più una che è anche in ospedale. 11 mezzi sono stati utilizzati per il trasloco, che si è concluso ieri pomeriggio alle 15, facce sorridenti tra le mamme e i loro bambini. Possiamo dire che questa struttura sembra più una casa. Lo è, per certi versi ieri erano davvero contenti. La cosa migliore che abbiamo potuto vedere anche con il sindaco è che quando sono arrivati la prima cosa che i bimbi hanno fatto sono andati a giocare con i vecchi giochi dell'asilo nella sabbiera, e questo è stato motivo anche di soddisfazione. Un lavoro di aggregazione e di solidarietà assieme agli operai comunali, i volontari della protezione civile coordinati dall'assessora Lorenza De Cunovic, tutto in pochissimo tempo. I nostri operai in una settimana hanno messo giù le docce, i bagni, sistemato gli lavandini, fatto le pulizie, insomma un grande lavoro di solidarietà. Io davvero ringrazio poi tutti. Così da Belluno Franco Roccon ai microfoni della nostra Tiziana Bolognani, per la parte tecnica come sempre Stefano Bozzi, e noi in qualche modo continuiamo a parlare di Belluno e del bellunese, ma in realtà non solo, perché parliamo di un comparto strategico per il Veneto, per il Made in Italy, quello dell'occhialeria che in questi giorni è in mostra, in realtà si sta concludendo in questi
minuti se non erro a Milano per la fiera principale del settore, la fiera per l'appunto dell'occhialeria, il dubbio è sempre stato questo, Mido. E per noi da Milano c'è Giovanni Susti, direttore di una delle più importanti e prestigiose riviste del settore, la rivista L'Ottico. Buongiorno, buongiorno Susti. Buongiorno a tutti. Allora, l'occhialeria è un comparto strategico per il Made in Italy, dicevamo. Soltanto in Veneto ci sono circa 14.000, 15.000 lavoratori sui 17.000, 18.000 che ci sono a livello nazionale. Quasi tutti sono concentrati nell'area dell'Alto Trevigiano, del Bellunese, 12.000, questo per dare un po' la dimensione di questa manifattura profonda. Questo è il primo Mido senza Leonardo Del Vecchio, il grande patron di Luxottica, che è morto nel giugno dell'anno scorso, quindi immagino una presenza che manca, ma è anche il Mido segnato dalla crisi, o perlomeno dall'annuncio shock di 2 settimane fa di Safilo, quella di andare verso il ridimensionamento, se non la chiusura, la dismissione dello stabilimento storico di Longarone. Eppure parliamo di un settore, per l'appunto quello dell'occhiale, che resta vivace. Insomma, c'è tutto questo in questa edizione, quindi le chiedo, Susti, un bilancio: che aria tira Mido? Beh, direi che qui a Mido tira un'aria molto buona, un'area di rilancio del settore, e quindi tutti i dati che ho raccolto dal marketing del Mido sono positivi, quindi una migliorata affluenza, un aumento dei visitatori, anzi direi veramente inaspettata per certi versi, e poi diciamo un aumento anche dei padiglioni espositivi. Quest'anno ce n'è uno in più, e oltre 1.000 espositori, ecco, quindi diciamo dati molto importanti e significativi, ecco, che danno anche speranza per il rilancio, diciamo, di questo settore che, ripetiamo, è molto manifatturiero e molto legato al territorio veneto, e quindi speranza per un miglioramento ulteriore della situazione, quindi a livello internazionale, perché ricordiamo che il Mido è la più importante vetrina mondiale nel settore dell'ottica e dell'occhialeria. Quindi se c'è diciamo positività in queste fiere qui, dopo si ripercuote, diciamo, nel lavoro che spetta, diciamo, alle aziende, soprattutto per quanto riguarda l'export. Assolutamente, che resta trainante. Insomma, se guardiamo alla produzione del distretto dell'occhiale bellunese, circa il 90% è export, questo sempre per dare un po' la dimensione. Senta, dicevamo, è il primo Mido senza Leonardo Del Vecchio. Sì, in effetti fa un po' che, insomma, parlare del Mido senza Del Vecchio, che ovviamente ha influenzato, diciamo, il settore ovviamente positivamente per il territorio per tantissimi anni. Ecco, Luxottica qui, e tutto il gruppo Essilor Luxottica si presenta con un'area di circa 1.000 metri quadri che raccoglie come fratelli, diciamo, tutte le aziende collegate, e che quindi, come saprete già, comprende Luxottica, ma anche, diciamo, un numero elevato di aziende del settore oftalmico, anche la Fedon, che è un'azienda bellunese che produce astucci. Ecco, quindi è un'area di 1.000 metri quadri molto moderna, tecnologica, divisa in quattro aree tematiche, che ha raccolto, diciamo, l'interesse di tantissimi visitatori che hanno affollato quest'area di 1.000 metri quadri. Però volevo anche dire che il nostro territorio è rappresentato anche da tantissime piccole aziende, quindi non solo Luxottica, che danno lavoro e lustro, diciamo, all'artigianato italiano del settore. Insomma, ricordiamo che sono all'incirca 400 in Veneto, forse anche qualcosina in più, poi c'è tutto l'indotto, quindi hanno magari un codice Ateco diverso, si occupano di galvanica, materiali, ma insomma le occhialerie sono ancora tante. Nel 1990 solo nel Bellunese erano 1.000
per dare una dimensione, poi si sono in qualche modo concentrate, ma resta un settore trainante. Susti, vediamo questi padiglioni finalmente pieni del Mido. Possiamo dire che siamo ritornati all'epoca pre-pandemia o è troppo? Ma diciamo stiamo tornando verso quei livelli, ecco. Siamo sulla strada buona, però chiaramente ci vuole ancora un po' di tempo perché dobbiamo considerare anche questo periodo è rappresentato anche dal problema della guerra in Ucraina e anche della crisi energetica, quindi un po' tutto questo diciamo, si ripercuote anche nell'affluenza, nella fiducia del consumatore. Però diciamo che siamo decisamente sulla strada giusta, quindi l'affluenza è stata superiore alle attese, quindi fa ben sperare per il settore. E quindi insomma lei esce da questo Mido fiducioso nel comparto e nel fatto che sia un anno di crescita anche quello del 2023. Senta, ultimissima battuta, i nuovi mercati e le nuove tendenze quali sono? Dunque si parla tanto di sostenibilità, di ecosostenibilità e direi che questa è la parola comune in tutti i piani di marketing delle aziende. Ovviamente non sempre sono credibili, però diciamo l'attenzione all'ambiente, a materiali sostenibili. Ecco, Mido anche da quest'anno ha organizzato un premio dedicato proprio agli occhiali più sostenibili e non solo come materiale ma anche come processi lavorativi e anche come qualità della sostenibilità dell'azienda che lo produce. Ecco, quindi la parola d'ordine direi che è questa e sicuramente sarà sempre più importante per i prossimi anni. Grazie Giovanni Susti da Milano dove si sta concludendo il Mido, la fiera dell'occhiale. Grazie, a presto Susti. Grazie a voi. E noi rimaniamo a parlare di imprese dopo quello che è successo ieri. Migliaia di aziende in Italia e in tutto il mondo sotto attacco hacker. Vi dicevo, Fabio Maggio si occupa di questo, sostanzialmente di cyber security, di tutti gli aspetti legali e legati a questo nuovo mondo con cui dobbiamo ovviamente fare i conti. Senta, le chiedo uno sforzo di chiarezza che così capiamo tutti quanti. Cos'è successo ieri? Ieri c'è stato un attacco coordinato attraverso uno strumento, il ransomware, una delle grandi tipologie di attacchi informatici che oggi esistono. Un'altra notissima è il phishing, il DOS, ma ieri appunto l'attacco, almeno così sembra, da parte delle ricostruzioni fatte dalle autorità, si tratti di un ransomware, ovvero di un programma informatico malevolo che infettando i sistemi cifra i dati al loro interno e li rende inaccessibili. In realtà vi sono due macro tipologie di ransomware, i crypto, appunto quelli che cifrano i dati e li rendono inaccessibili, e i blocker, cioè quelli che sostanzialmente rendono tout court inaccessibile il dispositivo a meno appunto di non pagare un riscatto. Per il momento non sembra vi siano richieste di riscatto, ma ecco, l'importante è comprendere che non è un'eccezione quello che è accaduto ieri. Se noi guardiamo al Cyber Threat Defense Report del 2022, il documento che riporta per ciascun paese gli attacchi informatici che sono intervenuti durante l'anno, in Italia dal 2021 attacchi informatici 5.000 in un anno, 2022 13.000, quindi un aumento del 138% che non fa ben sperare per il 2023. E questo diciamo, la dice lunga su quello che è accaduto ieri. È importante oggi tornare a parlare di questi temi, soprattutto all'interno delle imprese dove si nasconde uno straordinario valore di informazioni che debbono essere mantenute riservate, e soprattutto anche a educare le persone fisiche che sono depositarie di una gran mole di dati personali. Pensiamo che oggi il mercato dei dati è uno dei mercati più importanti al mondo. Solo in Italia cuba oltre 2 miliardi di euro. E ci riguarda da vicino tutti.
E tra l'altro proprio poco fa è uscita una nota di Palazzo Chigi. Questa mattina c'è stato un vertice straordinario proprio per fare il punto dell'attacco hacker di ieri. Nell'attacco, dice la nota, non sono stati colpiti settori critici, e lo dice il sottosegretario con delega alla cyber security e sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano, che si è ritrovato con Roberto Baldoni e Elisabetta Belloni. Parlano comunque di un episodio molto grave, molto esteso, ma è esteso anche nella Marca Trevigiana, nel Veneto? Ma allora, per il momento non possiamo sapere quanto sia esteso questo attacco. Lo si sa evidentemente solo nel momento in cui emergono le conseguenze. Spesso e volentieri non ci si rende conto, non è il caso dei ransomware, non ci si rende conto dell'attacco informatico fin tanto che non si realizzano le conseguenze criminose di quell'attacco. Vi sono strumenti come gli ATP, che sono altri strumenti di attacco che possono insinuarsi nei sistemi informatici per anni, salvo poi appunto manifestare le conseguenze a distanza di molto tempo e con conseguenze spesso e volentieri irreparabili per i sistemi informatici. Quindi l'estensione degli attacchi è sempre difficile da definire, perché coprendo una vasta area territoriale e tantissimi soggetti bisognerebbe interrogare ciascun soggetto, fare degli audit precisi sui sistemi informatici e rinvenire in quei sistemi informatici il ransomware se rinvenibile. Quindi insomma è un nuovo fino a un certo punto, comunque è uno dei fronti del futuro anche imminente. È un fronte aperto imminente, non dobbiamo pensare che sia limitato alla sicurezza nazionale, quindi a un aspetto di cui si deve occupare lo Stato, e parlo specialmente per le imprese. Ciascuna impresa deve da oggi, ma vorrei dire da ieri, tenere le antenne alte, tenere le antenne dritte come si dice da noi, e cominciare dei processi di innovazione particolarmente penetranti rivolti alla prevenzione di questo tipo di accessi abusivi. E tra l'altro mi viene in mente, al momento non sono stati formulati riscatti, richieste di riscatto o che altro, ma non si esclude che qualcuno possa farlo nelle prossime ore, nei prossimi giorni? Certamente, naturalmente oggi i sistemi che sono stati sotto attacco, sono rimasti sotto attacco, sono stati sotto attacco, saranno già stati bonificati con ogni buona probabilità, però non è escluso che ci sia qualcuno che non abbia ancora denunciato l'avvenuta infezione. Ecco, il suggerimento che viene dato da tutte le autorità e soprattutto dal garante della privacy è non pagare alcun genere di riscatto per questo genere di eventi, semplicemente perché poi si diventa esattamente il bancomat di questi criminali. Quindi è importante rivolgersi tempestivamente alla polizia postale, è importante rivolgersi tempestivamente al garante della privacy e ai professionisti del settore, perché spesso e volentieri non si tratta di attacchi con di estrema gravità, e quindi è possibile risolverli in poche ore. È importante però dotarsi delle professionalità adeguate. Certo. Questo vale per i grandi attacchi hacker, ma a maggior ragione per le piccole e grandi truffe che si consumano ogni giorno. Certamente. Tra l'altro ve ne abbiamo parlato parecchio anche in queste settimane, ci sono allerte anche specifiche delle varie prefetture, delle province, dei comuni. Allora, grazie davvero Fabio Maggio. Oggi abbiamo approfittato di questa sua esperienza nell'ambito della cyber security. Queste sono le immagini che continuano a fluire dalla Turchia sconvolta dal terremoto. Ormai sono più di 1300 le vittime accertate, la devastazione è generale, la protezione civile, anche quella italiana, in campo per dare una mano. Si tratta del terremoto più grave e drammatico degli ultimi 24 anni, 7.8 sulla scala Richter, e appunto all'inizio c'era anche questa tremenda ipotesi, allerta di tsunami, maremoto nell'area del Mediterraneo, allerta che ha interessato tutte le coste italiane, ma poi appunto rientrata alle 7:30 del mattino. Noi abbiamo aperto questa prima edizione collegandoci con San Fior per la morte di Angelo Pescador, morto carbonizzato all'esterno della sua abitazione. Avete sentito le parole della
della vicina di casa. Questa sera ritorneremo su questo gravissimo fatto di cronaca, così come ritorneremo su tutti i fatti principali che vi abbiamo raccontato, sulle parole del governatore Luca Zaia, che ha parlato di Milano Cortina 2026, delle opere necessarie per l'evento, ha parlato di autonomia, non poteva fare altrimenti, dicendo che chi attacca l'autonomia attacca il capo dello Stato, parole molto forti che abbiamo sentito in presa diretta. Poi Andrea Ostellari, sottosegretario alla giustizia, che avete visto a Bassano, sta parlando di palazzo e di cittadella della giustizia, ma in realtà il tema è quello di Cospito, di Alfredo Cospito, e questo è anche il tema, il sondaggio di Ring che torna questa sera con Ferdinando Avarino. Ve lo ricordo per un'altra volta, per l'ultima volta, questo sondaggio: togliere il 41 bis a Cospito se sì il numero in verde, se no quello in rosso. Avarino ne parlerà con tanti ospiti, ve li ho menzionati poco fa. Insomma, i fronti aperti, come vedete, sono tantissimi. Noi entriamo in diretta alle 18:30 con l'edizione regionale 19 Venezia, 19:30 Treviso con Belluno. Saluto e ringrazio dalla regia Alberto Piovesano e Francesca Pezzo, e do la linea subito dopo il meteo alla nostra Alice Montagnier, che si occuperà dei temi della sanità, di salute e benessere, in particolare di ozonoterapia, i benefici dell'autoemoinfusione. Subito dopo il meteo e la pubblicità. Grazie davvero per l'attenzione, buon proseguimento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. La tendenza per l'inizio della settimana evidenzia una situazione del tutto simile alla settimana appena trascorsa. Il tempo sarà buono. Il dettaglio di lunedì 6 febbraio. Sul Veneto cielo per lo più poco nuvoloso. Il sole sarà prevalente, anche se in giornata non si escludono delle parentesi caratterizzate da annuvolamenti. Temperature in ulteriore lieve diminuzione, minime tra 1 e meno 6 gradi, massime tra i 3 e i 6 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso il cielo sarà sereno in mattinata, con qualche addensamento nuvoloso a seguire. In quota soffierà vento da nord-est moderato. Temperature minime sotto zero ovunque, massime sui 4-6 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità. Anche qui dominerà il sole e il cielo si presenterà terso o velato. Temperature minime intorno a -1, -4 gradi, massime sui 6-10 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.